Ferragosto è andato in archivio, eppure sono ancora nella memoria di tutti le immagini di turisti pancia all'aria, gente in costume da bagno e grigliate a pochi metri dal cimitero di guerra di Valmagnaboschi, a Roana. Immagini che fanno il paio con quelle degli snowboard immortalati questo inverno nell'area sacra di Cimagrappa e con molte altre situazioni simili. Che questi sono degli atti vergognosi che purtroppo nell'ultimo periodo si stanno verificando sempre più spesso in altopiano come sul Monte Grappa e testimoniano una cosa: l'ignoranza totale da parte delle persone che non hanno conoscenza di quei luoghi, ma soprattutto che non hanno rispetto di quei luoghi. A questo punto ormai multe e bacchettate servono a poco. Il danno morale è già stato fatto, ma qualcosa si può ancora fare. Si può raccontare, spiegare quel che è successo in altopiano, sul Pasubio e sul Grappa poco più di 100 anni fa, per educare chi si avvicina a quei luoghi a rispettare la memoria e a coltivarla, la memoria. Mai un nostro nonno si sarebbe permesso di andare in quei luoghi in certe condizioni, però purtroppo oggi vedo che c'è un disprezzo totale. Forse quello che bisognerebbe ritornare a fare è ovviamente un serio insegnamento della storia all'interno delle nostre scuole, ma anche e soprattutto ci vorrebbero delle buone regole di educazione e di rispetto, soprattutto quando stiamo parlando di monumenti sacri alla patria, di ossari e di cimiteri che rappresentano il sacrificio che hanno fatto tanti nostri avi.